La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori. Johann Sebastian Bach. Venti concorrenti si sono sfidati, hanno ricevuto il voto della giuria e hanno cercato di conquistare il pubblico da casa. Siamo arrivati alla sesta e ultima puntata di queste selezioni. Curiosi di sapere come stanno andando le cose? E soprattutto, vorreste sapere chi sono gli 8 concorrenti che arriveranno alle semifinali? Per scoprire la classifica definitiva dovete seguirci nella prossima puntata. Un'escalation di emozioni e adrenalina dall'ultima alla prima posizione. Rivedremo i momenti salienti e li commenteremo assieme alla nostra giuria. Ma prima di ascoltare gli ultimi concorrenti in gara, ricapitoliamo il funzionamento di questa prima edizione del The Groove Factory Contest. 24 sfidanti, 4 per ogni puntata, si affronteranno nel corso di 6 appuntamenti per conquistare l'accesso alle 2 semifinali. Gli 8 semifinalisti dovranno in seguito contendersi il diritto di entrare in finale. Solo 4 saranno in questa disposizione e solo uno sarà il vincitore. Conosciamo chi giudicherà i concorrenti di questa prima edizione del The Groove Factory Contest. Cindy, cantante professionista per Cindy's Project, ha partecipato al programma di Italia 1 Operazione Trionfo. Alessio, batterista di professione e direttore della The Groove Factory Music Academy. Alessandro, conoscitore della storia della musica moderna, musicista per passione e imprenditore. E se non siete d'accordo con la giuria, potete esprimere anche voi il vostro parere. È sufficiente andare sul sito www.The Groove Factory Contest, accedere alla pagina Vota il concorrente preferito e seguire le semplici istruzioni. Oppure mandate subito una mail con il codice del vostro concorrente preferito a band@thegroovefactorycontest.it. Siete pronti? Da questo momento fino alla fine della puntata. Vi ricordo che il vincitore del contest porterà a casa un premio del valore di 5.000 euro composto da la registrazione di un disco presso gli studi della The Groove Factory, la realizzazione del CD completo di booklet, la stampa e distribuzione del CD tramite i circuiti musicali Musical Box Store, un servizio fotografico, la realizzazione del videoclip di un brano. Ultima puntata delle selezioni. Dobbiamo conoscere solo gli ultimi 4 concorrenti. Io sono curiosa, e voi? Andiamo a scoprirli assieme. Seguitemi. Clockworks, Beyond the Sound, Home Sweet Homicide, Steel Screamers. Anche oggi la sfida può avere inizio. Via alla prima band in gara. Ciao a tutti, siamo i Clockworks, siamo un gruppo della provincia di Udine. Siamo formati nell'agosto del 2010, però il line-up attuale è che con Jacopo alla batteria, Giacomo al basso, Gianluca alle voci, io alla chitarra e Mario alle tastiere, è recente, infatti Jacopo si è aggiunto solo nel febbraio di quest'anno. Il nostro obiettivo è di proporre qualcosa di nuovo, proporre un rock misto ad elettronica, cercando di innovare un panorama musicale che si sta rivelando un po' privo di sorprese. Ci siamo iscritti a questo contest innanzitutto perché la new entry del gruppo, insomma, frequenta questa zona, insomma, e quindi abbiamo deciso di buttarci in questa avventura. Poi comunque sarà comunque un'esperienza positiva. E poi proponiamo esemplari che sono giovani. Questo ragazzo qui deve compiere ancora 17 anni, quindi comunque. Quindi votate Clockworks anche le prossime elezioni magari. Che sarà sempre meglio di quello che c'è adesso, quindi Clockworks.
Everything seems to be as unreal, and I feel detached from this cold and grey world. I am brave and a free spirit who lives for feelings and emotions. That lay of reality so clear you can't understand, so try to feel me. Open your eyes and catch what I see. Feel me around me, there's a place to stop, believe me. Feel me, raise your gaze and I'll raise the moon. Whoa, 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 whoa. The reality's racing in the air, and I'm not able to bring in my arms. I'm afraid the shadows of the past I fly over me. But the sun is cooking in the east, and you boy, you're coming back again. Stop, believe me. Feel me, raise your gaze and embrace the moon. Whoa, whoa, Il contest è stato una figata, ci siamo penso divertiti tutti, insomma, soprattutto anche una bella esperienza a livello musicale e poi Fa caldo. Da dentro fa molto caldo. caldissimo, Questa è la prova. Insomma, se siamo Giusto per... non facciamo poi anche vergognare. lascia stare. Se vi siamo piaciuti e vi siamo piaciuti insomma, votateci. Allora, io per questo gruppo coinvolgerei subito la Cindy su un discorso. Io, grosso modo, sento suonare abbastanza bene. Sul canto mi sembra di notare un po' dei limiti, non specificatamente a questo gruppo, anche se questo cantante era emozionatissimo, ma in genere un po' tutti. È così difficile cantare. Oddio, penso che sia anche la cosa più immediata, nel senso che da profano, un ascoltatore profano, la prima cosa di cui si rende conto è se un cantante intonato, stonato, magari da cantante io la vedo così, quindi questa è una cosa che magari balza subito agli occhi o all'orecchio. Per quanto riguarda questo cantante, sì, era emozionatissimo, quindi l'emozione ha di sicuro fatto il suo gioco. Questo può contare anche, c'è comunque da dire che un po' di allenamento in più, un po' di studio in più per aiutare ad arrivare ad alcune note non farebbe male.
Questo sicuramente. Adesso però il gruppo non mi è dispiaciuto sinceramente. Carini, veloci. Il pezzo era bello, non ho capito sinceramente bene quella digressione strumentale al Quella centro. prog? Sì, quella Quel parentesi cenno prog che secondo me non ci stava, se proprio devo dire la mia. Cioè, se volete divertirvi a fare le svise, come si dice, fatelo in un contesto qua, proprio in questo brano proprio non ci stava. Però tutto sommato, a parte questa cosa qua, funzionava. Mi è piaciuto l'assolo di chitarra, per il resto non ho visto cose che mi hanno... Io continuo a insistere su sta cosa qua, cioè un po' più di grinta sul palco. Io capisco l'emozione eccetera, però piuttosto che morigerati siate arroganti, cioè per favore, cioè fate rock. Sì, siete tutti belli, pieni di orecchini, piercing, no? Il cantante aveva 2 tatuaggi, fammi vedere che sei cattivo, almeno fammelo credere, ti prego. Ma io non li ho visti così cattivi, neanche nel genere cioè, proprio, secondo me non c'era neanche non ricercavo una cattiveria, anche perché a me ricordavano molto i Boston, io intendo More Than a per Feeling, cattivi intendo quel mondo lì. grintosi. Ok. Il regista fa dei gesti. Ma erano carini, tipo, sai che mi ricordavano dei nostri gruppetti, le Deadly Clash. Proprio come i 2 gruppi. Li metteremo al insieme. maschile, bravo, insieme. una bella. Ciao a tutti. Ecco a voi il secondo concorrente di oggi. Ciao, siamo i Beyond the Sound, siamo noi 4, siamo qui a Udine in università, quindi ci siamo conosciuti qui, ci siamo creati, aggregato il gruppo, suoniamo da poco, sono 6-7 mesi e siamo qua per cercare di farvi sentire meglio come facciamo. Siamo io, Michael alla chitarra e alla voce, poi c'è Gloria. Ciao, chitarra. Chitarra. Poi c'è Gregorio, detto anche Grog, o Sbrego, 1000 altri modi, che è al basso. E c'è Enrico che ha la batteria, che ha anche detto tuppa per i frumiti così. Noi siamo della provincia di Belluno, lui invece è della provincia di Venezia. Facciamo un hard rock un po' ricercato nei suoni, più che altro cerchiamo di fondere le chitarre ritmiche con il basso potente, così lui, molto in stile blues. Il contest mi ero iscritto alla newsletter della Group Factory perché avevo visto che una volta era venuto Steve Vai ad un seminario, ho detto me lo sono perso, magari viene qualcun altro. Mi è arrivata questa email, sto concorso, ho detto beh proviamoci, abbiamo un po' nuovo, magari riusciamo a fare qualcosa. Votateci, mi raccomando. Se vi piacciamo, votateci.
Bene, è andata, ci siamo divertiti un casino. Decisamente. Sono stati errori qua e là, però si sentiva davvero bene, era una figata pazzesca. Il basso in particolare aveva una qualità di suono che mi piaceva davvero molto. Quindi, se vi abbiamo trasmesso un po' dell'energia che dentro di noi scorre fortissima come un fulmine, cavolo, votateci! Accendete i computerini, mettete il codice, questo che è qua sotto, qua, boh, da qualche parte, e inviate una mail. Beyond the Sound. Behind the Sound. Io Beyond the Sound. Parlo. Beyond the Sound. Beyond? Ma che Beyond? Beyond. Non è behind. Ah, è vero, adesso ho visto. Vedi che avevo già... Io direi che questi Behind the Sound Beyond the Sound. dovrebbero mettere una bella inserzione, visto che vanno all'università, ci sarà la bacheca, e mettono cercasi cantante. Se volete ve lo preparo io. No, nel senso che no, non per dire niente di male, secondo me lui faccia il chitarrista e che si dedichi, anche gli piace molto stare sul suo strumento, questo headbanging eccetera, e quindi che trovino magari un cantante che possa dare un input in più a questa band. Tradotto Michael o Michael, come ti chiami? Non cantare, cioè questa è la cosa Fondamentale. perché in questo modo si penalizza tutto il resto del lavoro, compreso il tuo, che comunque sullo strumento ci sai stare e anche bene. Quindi Alessio, che dici? Dico che no, non ho molto da aggiungere, concordo in piena con La voi, sezione nel senso ritmica che funzionava anche abbastanza nel genere. sì, devo dire di sì, magari un po' più di volume al batterista, cura di più questa cosa, un po' più di pacca come si dice, però tutto sommato insomma il timing c'era, la cosa sì su cui mi sono soffermato di più è questo discorso della voce che effettivamente ha penalizzato tutta quanta l'esecuzione, perché insomma Ma sicuramente si sono trovati 4 musicisti, serviva un cantante, certo, ovvio, e canto colui che io. esatto, canto io, intanto mettiamo sulla band, poi magari con il tempo chissà. Vabbè, infatti è più un consiglio che una Esatto. cioè, è anche una critica, ma è costruttiva. Insomma, è Abbiamo anche già giusto. 2 gruppi che parliamo comunque del cantante, quindi ma cantanti il frontman, andate anche a scuola, forse magari serve anche un po' quello. Serve proprio per quello che dicevamo prima, nel fatto che c'è il pubblico tante volte non è musicista, la prima cosa che salta all'orecchio è proprio la voce. Il vostro voto è fondamentale. Continuate ad esprimere la vostra preferenza mandando una mail a band@thegroovefactorycontest.it. Ciao, siamo gli Home Sweet Homicide, siamo di Udine e suoniamo insieme a formazione completa da circa 8 mesi. Io sono Axel, il cantante, Lorenzo, bassista, Marco, chitarra. Ale, batteria. Zach, chitarra ritmica. e il contest come l'abbiamo conosciuto via internet, tramite Facebook. Cerchiamo di unire le nostre varie influenze che vanno dal rock al punk al metal. Diciamo che cerchiamo di fare qualcosa di originale per quanto sia possibile. Sì, insomma, Votateci perché cerchiamo di fare qualcosa che in Italia praticamente non c'è mai stato. Beh, comunque non è mai stato. Beh, no, votateci.
Bene, che dire, là dentro è l'inferno, letteralmente, fa un caldo allucinante. Comunque è stata un'esperienza... È stata una figata, non è stata Sì, è stata una figata, questo è vero. Però è stato difficile. È stato difficile perché... Mi raccomando, anche voi della giuria. Votateci, dovete tutti votarci. quelli che sono al Fiera qui dentro nei prossimi anni, votateci milioni. Presidente, a lei la parola. Questo sound anni 80. L'abbiamo coniato glam sudista mentre l'ascoltavamo. Molte sonorità anni 80. Molte solo un sugo, un condimento di quel tipo lì, insomma. Comunque a noi ci è piaciuto, a me è piaciuta la chitarra solista e il basso. Io Ricci Sambora ve lo porto a casa. La parte, l'hai vista? Alla Ricci Sambora. La parte sinistra ci è piaciuta molto. Comunque il suono era piacevole, è venuto fuori abbastanza bene. E adesso lascio la parola. Ma chi comincia? Vabbè, Guarda. io devo bacchettare. Vabbè che sono giovani, ok? Io sono passato, anch'io sono passato da quelle cose lì, dalle bandane, dai polsini, dal rock degli anni 80, però mi tocca ovviamente, come ho bacchettato gruppi in precedenza, bacchettarli sul fatto che non c'è assolutamente nulla di nuovo, nulla da sottolineare dal punto di vista della freschezza, della novità o quant'altro. Nonostante questo ho apprezzato comunque la performance, anche la canzone in sé, il famoso ritornello. Era carino, era piacevole, quindi il batterista gli avrei dato qualche pacca in più sul rullante, mancava un po' di volume, soprattutto rispetto all'impatto sonoro del resto della due band. chitarre, sì. Delle due chitarre, ma anche del basso. Diciamo che il batterista è rimasto un po' più dietro le quinte a livello proprio di impatto sonoro, però poi a me vabbè, è non piaciuto male, Ricci non Sambora, male. dicevo appunto, il chitarrista mi è piaciuto, a livello scenico mi è piaciuto anche molto il bassista. Per quanto riguarda la voce, magari quella sulla quale mi posso concentrare un po' di più, l'ho trovata nelle parti alte un po' troppo al limite. Questo è un problema che si ripropone quasi sempre. Non sono in grado di valutare qual è il loro, non lo so, la loro tonalità, no? Sì, cioè qui c'è da allenarsi per rientrare appunto nel famoso range di cui si parla sempre, per essere più elastici, più morbidi, più pieni, eccetera, eccetera, No, eccetera. è che si rifanno a modelli, perché ascoltano quel tipo di musica lì, quindi si rifanno a quei modelli di canto lì e quindi cercano di andargli dietro, però è meglio stare un po' sotto e fare una cosa. Oppure allenarsi per arrivare a fare quello che si vuole fare, e quindi scuola. Ma tagliate sempre quando parlo io alla fine. Siamo veramente giunti all'ultimo concorrente. Vediamo chi ha il duro compito di chiudere questa prima sfida. Salve, noi siamo gli Steel Screamer, un gruppo hard rock e heavy metal in questo contesto friulano. Siamo formati nel 2010 praticamente da un'idea del nostro chitarrista. Ciao. Siamo nati sostanzialmente come The Hellion, un tributo al gruppo heavy metal Judas Priest, appunto. Ora sostanzialmente ci siamo intenzionati a fare i pezzi nostri finalmente. Presento la band. Lorenzo, batteria. Gianluca, basso. Alessandro, chitarra. Federico, voce. Luca, chitarra. Noi siamo di Udine. Adesso abbiamo conosciuto grazie al nostro chitarrista che ho qua alla mia sinistra, appunto Luca. Siccome lui ha preso varie lezioni di chitarra qua al Groove Factory, allora lui ha mantenuto un po' i contatti. Siamo voluti sapere l'ambiente, quindi tramite internet. Siamo voluti sapere di questo contesto, insomma. Ragazzi, votateci. Votateci perché il rock è tornato. Vero? Esattamente.
out of control. The spread of my life in this war. But now there's a news come by and take up your mind. We walk away tonight, and all we need seems like and scream all night. We need to rock again. We'll need to rock again. They always to take a breath, to bring my own kind to the best, to all who can taste my life, and brings it tonight. So it's time, let's change my life tonight. We need to rock again. Come on, there's a new rock all night, and no one can hold it right. The one who can change my sound, and now starting us around. We walk away tonight, and all we need seems like scream all night. We need to rock again. Come on, we need to rock again. We need to rock again. Whoa, we need to rock again. Complessivamente il prodotto finale a me pare abbastanza buono, anche se ci sono state delle piccole imprecisioni, diciamo, da tutto quanto il gruppo. Io parlo in prima persona per me, che sono la voce. Beh, non è andata male, dai. Siamo divertiti. Siamo divertiti. Sì, sì, è stato una bella Un ambiente esperienza. molto bello. Sì. Diverso dal classico live. Indubbiamente. Ricordate di Esatto, votarci. esatto. Votateci, Ragazzi, Steve Screamer. Steve Screamer. È l'ultimo gruppo, ragazzi, della siccome selezione. si è Si lamentata. chiamano Steel Screamers. Ah, Teniamo il livello di concentrazione elevato. Alto. No, perché siccome no, si ti è sto lamentata. facendo così perché pensavo tu volessi dirmi, parla tu. Esatto, parli tu perché ti sei lamentata che non parli mai. Perché loro parlano sempre tanto, poi quando tocca a me non c'è più tempo. Però stavolta dico solo una cosa, Jack Black. C'è un codice. Jack Black. Dai, il cantante di questo gruppo sembrava Jack Black. Sia come postura che anche come cantato. Cioè il cantato è proprio alla Jack Black, come E quindi il pronuncia, voto? come mimica facciale. No, un voto non si dà a Jack Black. Beh, e al sosia di Jack Black si dà Ma il sai, voto. il voto glielo dobbiamo dopo. Daremo Ah, un sì. voto. Sai che c'è lo scrutinio segreto e poi Vabbè, arrivando al sodo
Ma il succo, diciamo che anche qui si è riproposto un genere musicale. Tra l'altro facevamo un commento che qualcuno dei ragazzi fuori prima dell'intervista si ostina a dire che loro fanno della musica che non si è mai sentita, che è la prima volta e che loro fanno delle cose nuove, e direi che queste purtroppo non sono cose nuove, decisamente. Però insomma è bello crederci, no? Sì, quindi c'è un po' di vizio di questo già sentito, che purtroppo è forse la pecca principale, che è la cosa trasversale di parecchi gruppi tranne qualcuno. Che dire, anche qui si è riproposto la voglia di fare qualcosa insieme, ma ancora molto embrionale. Io non trovo il famoso ritornello di Alessio. No, il ritornello non c'era stavolta, c'era un po' di confusione secondo me sugli arrangiamenti. La parte della batteria io mi sarei perso in meno numeri e sarei andato più al sodo. Meno orpelli. Sì, troppe finezze per il genere, e poi c'era una progressione di accordi che sinceramente mi ha lasciato un po' perplesso. Il soundcheck farlo anche meglio, esatto. Questo in generale. Qui farei un po' l'Alessio, il soundcheck, ragazzi. Il soundcheck. Vedi che ti sta tagliando ancora. Vedi che mi taglia, io parlo e. Il sound. Il soundcheck è importante. Per la voce non è che si fa. Ci vediamo per le semifinali, no? E parleremo di questo soundcheck, come farlo. Perfetto. Ciao a tutti. Oltre ai vostri voti ci sono anche quelli della giuria. Andiamo a scoprirli assieme. Siamo arrivati alla fine. Domenica prossima scopriremo chi saranno gli 8 semifinalisti di questa prima edizione del The Groove Factory Contest. Non potete assolutamente mancare. Ciao ciao! Yourself